Bentrovati a Io Compro Siciliano Live, abbiamo un altro appuntamento tutto da vivere, da ballare, da muoversi insieme. E sì, perché ci sarà un ritmo particolare quest'oggi e lo scopriamo insieme ai due ospiti che stanno in collegamento con noi, Daniele Savarino e Claudia Funaro dell'associazione Swing Shot. Ciao. Ciao ragazzi! Buongiorno. È strano vedervi fermi, due come voi seduti, mi fa strano. Non lo dire a noi. Anche per noi è strano vederci fermi. Come state? Bene. Bene, per Bene. fortuna bene In salute. in salute. Poi tra l'altro ovviamente oggi- viviamo come tutti sto grande stallo, questo enorme stallo. La cosa difficile è la salute mentale, Ecco. però ci proviamo. Riuscire a stare fermi è veramente complicato. Allora, partiamo un po' dalle vostre storie. Daniele, tu hai iniziato fin da piccolissimo la tua formazione sportiva, iniziando però non proprio dal ballo, cioè ti muovevi sì, ma erano dei passi legati alle arti marziali. Com'è che sei finito Sì. poi allo swing? Certo, se partiamo dalla fonte, chiamiamola così, la mia coordinazione motoria l'ho coltivata con 10 anni di arti marziali e poi in fase adolescenziale ho cominciato a ballare, prima hip hop, freestyle nello specifico, e progressivamente, parlando del ballo, insieme a Claudia ci siamo avvicinati a questo bellissimo mondo che è la cultura dello swing. E andando a scavare, a approfondire, a studiare, a scoprire, abbiamo ritrovato in qualche modo anche una bella fonte di piacere del ballo. Claudia, invece tu hai iniziato dalla danza ritmica, quindi da un mondo più vicino alla ginnastica, giusto? Dalla ginnastica ritmica piccolissima, ho cominciato dalla ginnastica ritmica, poi mi sono avvicinata al mondo del ballo già ventenne, però ho iniziato con la salsa, con le danze caraibiche. Ho insegnato e ho ballato per 20 anni circa danze caraibiche, fino a quando poi non abbiamo conosciuto questo mondo meraviglioso dello swing e da là ci siamo dedicati a questo. Allora, per sentirlo nominare lo conosciamo tutti. Swing, ok, lo swing. Ma che cos'è lo swing esattamente? Allora, lo swing, se vogliamo essere estremamente corretti, è il genere musicale, parlando di swing. Ovviamente poi abbraccia tutto ciò che è una cultura, un concetto culturale che abbraccia tantissimi mondi, facciamo esempio dell'abbigliamento, piuttosto che tutto ciò che è legato anche ai cenni storici, come essendo un ballo sociale, è qualcosa che si è generato per strada, si è generato per un'esigenza in un determinato momento storico, che nella fattispecie parliamo dei primi anni del Novecento, ma tutto nasce ovviamente come genere musicale. È un po' un errore dire ballo swing, perché lo swing raccoglie tanti tipi di discipline di ballo, tra cui il Lindy Hop, che nello specifico è la disciplina sulla quale io e Claudia abbiamo basato un po' le fondamenta della nostra scuola swing and shop. Perché avete scelto il hop? Perché il Lindy Hop è un po' il linguaggio base, parte tutto da lì come codifica di ballo, la codifica principale. Poi dentro lo swing, per farti degli esempi, esistono per esempio il blues, che è un altro genere musicale, ma fa parte sempre del genere musicale swing, ovviamente essendo delle sonorità, per farti un esempio, molto più morbide e molto più lente, anche l'approccio del ballo è chiaramente diverso. Però diciamo che è un po' come una base classica, per così dire, l'Indie Hop consegna tutti gli strumenti che sono utili per poter poi approfondire il proprio percorso di formazione come danzatore all'interno delle danze swing. E anche la disciplina, diciamo, del mondo swing più in voga. Il Lindy Hop e il Boogie Woogie sono, diciamo, le due discipline che sono un po' più in voga rispetto alle altre.
Ma e chi è che arriva da voi perché vuole entrare in questo mondo swing? Sono i giovani, sono dei ballerini già formati che vogliono conoscere quest'altro approccio, quest'altro genere? Chi sono i Allora, noi vostri abbracciamo ballerini? tutti, nel senso che non abbiamo limiti né nella fascia di età né tantomeno nella categoria ovviamente di persone. L'importante è volersi divertire, condividere qualcosa che in questo momento ovviamente è quello l'aspetto che ci viene a mancare principalmente, la condivisione. Si crea una grande famiglia, si crea un gruppo gigantesco di persone che comunque vogliono stare insieme, divertirsi e condividere questa disciplina. Noi E in questo considera che momento sia... ve lo devo chiedere che cosa succede da un anno a questa parte. State lavorando, non si può ballare lo swing a distanza, cioè io con tutta la buona volontà, se volessi abbracciarvi, non ce la posso fare. No. Tocchi un tasto dolente, ma in realtà è il tasto più concreto, perché appunto, come diceva Claudia, la risposta più corretta alla tua domanda a chi è rivolto è veramente rivolto a chiunque. Poi, come tu sai, tutte le situazioni dove si comincia a divulgare qualsiasi aspetto culturale, qualsiasi esso sia, è un processo molto lento e ci vogliono degli strumenti molto, diciamo, semplici da poter acchiappare. In questo caso il ballo, cioè l'atto della nostra scuola, è quello proprio appunto di utilizzare la danza come strumento di divulgazione, quindi aperto a tutti. In questo momento, quando noi abbiamo cominciato 5 anni fa a divulgare la cultura dello swing a Palermo, non esisteva davvero una persona, che praticasse questa disciplina, almeno in Sicilia, quando abbiamo cominciato noi, per quanto riguarda Palermo nello specifico. Quindi noi abbiamo utilizzato lo strumento del ballo della scuola come luogo di aggregazione prima di tutto. Ripeto, il nostro è una danza sociale, quindi ancora prima di praticare i passi il fulcro della questione è lo stare insieme, l'aggregazione, la socialità. Quindi alla tua domanda adesso come siete messi, è chiaro che viene a mancare la componente portante di tutto ciò, quindi anche soluzioni che posso dire di streaming o di lezioni online non si sposano assolutamente con quello che è il processo diciamo di base, il cuore del nostro lavoro, quello che noi facciamo. Ragione diversa magari se vai a guardare per esempio il boogie woogie, che è una disciplina che è anche gestita a livello federale ed esistono delle competizioni sportive che sono regolari, in qualche modo oggi non possono aprire le porte agli amatoriali o a chi si vuole semplicemente divertire, ma chi pratica l'attività a livello agonistico ha una piccola possibilità di poter continuare a praticare. Però è chiaro che noi a Palermo abbiamo cominciato non da un punto di vista per esempio con l'obiettivo di formare dei campioni di ballo, ma con l'obiettivo di formare dei campioni di divertimento, dei campioni di socialità e soprattutto per poter arrivare davvero a chiunque. Infatti non abbiamo limiti di fasce di età, non abbiamo limiti nemmeno dell'approccio. C'è chi lo prende un pochino più seriamente e quindi studia con un pochino più di frequenza, per esempio aggiungendo anche delle lezioni private insieme a noi dove può attenzionarsi un po' più con attenzione sui propri difetti o sui propri obiettivi. C'è chi invece viene e frequenta per il semplice gusto di incontrare degli amici di corso e anziché andarsi a fare un allenamento convenzionale coltiva un poco quello che è la coordinazione motoria, l'ascolto musicale e soprattutto il divertimento. C'è anche da Sentendovi parlare mi sembra che metta anche il buon umore fare questo swing. Assolutamente. Sì. E infatti è questo, cioè anche per noi meridionali, soprattutto per i siciliani in particolar modo, lavorare in streaming diventa veramente difficile perché noi abbiamo bisogno del contatto, della condivisione, proprio di vederci, di guardarci occhi negli occhi, quindi diventa veramente difficile in questo momento. Poi sai, si balla in coppia o no? Esatto, perché questo mi stavo collegando a quello, sempre alla domanda che avevi fatto. In questo momento noi... No, una domanda che ha aperto un mondo, lo so, ed è un sì, anno perché, di repressione che diciamo viene che fuori. Esatto.
per consegnare una banale immagine, abbiamo davvero le mani e nel nostro caso anche i piedi legati, perché quello che siamo riusciti a fare a settembre, fine settembre-ottobre, che è l'inizio dei corsi, di tutti i corsi chiaramente di ballo, di danza, comunque di tutti i processi, un po' il nostro anno comincia sempre un po' dopo l'estate fino all'estate successiva. E anche a ottobre, quando c'era una fase un po' ambigua che non si comprendeva bene, hanno dato come tutti, hanno dato dei parametri. Quella finestra tra un lockdown e l'altro. Esatto, avevamo avuto, nonostante dispiace dirlo, ma è così, siamo sempre un po' l'ultima ruota del carro, ma noi come tutta la cultura, cioè quello che sta succedendo è che siamo un po' in fondo alla fila, ma nonostante tutto ci hanno chiesto di adeguare le nostre strutture, di adeguare quelli che sono gli accessi, gli ingressi, di creare insomma tutto quello che conosciamo benissimo, ed è molto difficile creare... Di lavorare, scusami, singolarmente, che per noi ovviamente è una cosa terribile. Perché nonostante tutte le regole per gli accessi, un grandissimo limite che ci hanno imposto, diciamo, era stato già da ottobre il fatto che non possiamo categoricamente fare balli di coppia, quindi il contatto fisico. Nemmeno tra congiunti, nemmeno tra congiunti. Come sì, nemmeno tra congiunti? Questo non ha senso. Dimostrare, capito, che sono congiunti. Come fai? Sì, e diciamo è un po' difficile da gestire, e di conseguenza la mancanza di informazioni trasparenti crea anche quello che è un disagio da parte delle persone. Quindi anche l'approccio diventa un pochino più difficile. Noi un paio di mesi, quando ci è stato consentito, abbiamo lavorato solamente offrendo delle lezioni di jazz solo, ovvero parliamo sempre di swing e di lindy hop, però non ballo di coppia, quindi per capirci delle coreografie che balli individualmente, dove lavori solamente su te stesso, che può essere una cosa molto bella. È un lavoro bellissimo e molto bello, però non possiamo negare che chiaramente è un lavoro che a noi limita tantissimo l'effettivo lavoro che noi facciamo, perché che è quello della socialità e del ballo di coppia. Anche perché tante persone che si approcciano a questa disciplina e quindi vengono a scuola sono comunque single, sono persone sole, vengono lì proprio per trovare amici, per ballare in coppia, per fare nuove esperienze, quindi chiaramente diventa tutto più complicato ballare da soli. Si perde tantissimo. Ci prendiamo qualche secondo perché vogliamo ricordare sempre il nostro super marketplace www.iocomprosiciliano.com, dove potete trovare il meglio dei prodotti made in Sicily, e con questo spot lo vediamo ancora meglio. Ed eccoci tornati, uno spot velocissimo, ma a proposito di video, vogliamo rivivere un po' le vostre atmosfere swing? Claudia, Daniele, che ne dite? Lo mandiamo un video? Sì. Ci fa male guardarlo, però ok. Però ci vuole di passare per non dimenticare la botta di adrenalina di tutto ciò che abbiamo fatto, o almeno una parte di tutto ciò che abbiamo fatto per la città. È vero, allora vediamoli all'opera questi swing and shot. In un anno in cui una delle parole che abbiamo dovuto imparare è stata distanziamento sociale, parlare di social dance sembra veramente un'utopia. Vedere tanta gente vicina che balla e si diverte senza
paura di una persona che tossisce da una parte o senza l'ansia di una mascherina che si sposta, ragazzi, ma quando ci ritorneremo? Senza mascherine. Riconoscere la Ma gente, infatti- sentire quello che dice. Ma infatti, guarda, è un aspetto importante del nostro lavoro, che è anche uno degli aspetti più belli, è che fortunatamente, nonostante il grosso del lavoro e la nostra professionalità, la riversiamo principalmente sulla formazione, sulla scuola, sulla dedizione ai nostri allievi, che a proposito salutiamo perché ci mancano tantissimo, perché poi c'è anche un aspetto umano al di là del lavoro di tutto, perché veramente la privazione arriva a toccare anche gli aspetti più semplici, che sono quelli della mancanza proprio fisica delle persone, dei tuoi amici, della gente con cui comunque si instaura un rapporto, e che noi, il nostro lavoro è in gran parte fatto dentro la sala, ma una grandissima fetta di lavoro fa parte, cioè viene realizzato anche all'interno delle serate, delle social dance, dei Ma abbiamo visto concerti. immagini anche nelle piazze. Certo, sì, ma parlavo dei locali nella fattispecie perché penso anche ai nostri amici musicisti. Tu pensa che noi nella nostra campagna di divulgazione della cultura swing, che ripeto facciamo ormai da 5 anni a questa parte, abbiamo tantissimo lavorato, una grande parte del nostro lavoro è stata dedicata proprio alla collaborazione con i musicisti, con la musica dal vivo, e i fatti parlano chiaro. Negli ultimi anni, se facevi prima di tutto questo macello, facendosi un giro per la città, da 1 o 2 concertini swing che potevano essere nel localino per un ascolto a basso volume, sono diventati invece prepotentemente in prima linea un aspetto musicale e una proposta che i locali hanno cominciato a fare, anche grazie al nostro sostegno, ma per nostro sostegno intendo il sostegno di tutta la nostra associazione, di tutti i nostri allievi, di tutta la gente che ha voglia di ballare e che quindi si reca in un luogo dove ci sono dei musicisti, dove c'è una pista da ballo più o meno improvvisata e dove si condivide quel momento. È un atto molto particolare, quindi al di là del lavoro, che chiaramente è il nostro lavoro, quello della formazione, quello di essere dei maestri, ma è davvero in parallelo ci sono tantissime, è una filiera infinita, perché l'indotto veramente arriva da tantissimi posti. Se pensi che siamo fermi noi, sono ferme le serate, è fermo un locale, è fermo un concerto, è fermo il service che lavora per il concerto e via discorrendo. Ma anche a livello proprio mentale e di salute noi siamo, tra virgolette, fondamentali, perché comunque tante persone, anche con problemi di solitudine, di depressione, di tantissime situazioni negative, si avvicinano a noi proprio per risolvere. E ti devo dire che in tantissimi ci hanno anche ringraziato per queste motivazioni, perché hanno trovato gioia, felicità, in qualche modo una famiglia. E questo è l'aspetto che non viene compreso del nostro mestiere, soprattutto. Terapeutico. Esatto. Siamo terapeutici, ma per noi stessi e per gli altri, ovviamente. Perché in queste situazioni è reciproco. A proposito di reciprocità, voglio anche salutare i tanti che ci stanno seguendo, che sono collegati, quindi chiedo al nostro Nicolò Acquisto di farci vedere qualche messaggino, così salutiamo, interagiamo con i nostri follower che ci seguono da Facebook, da YouTube. C'è Luca Leonardi che dice: grazie alla sua innata passione per la danza. Ci scrive proprio di Claudio, dice: lei inizia da giovanissima il suo percorso di formazione, è andato a studiare Luca. John Blandi che dice: buon fine mese, è vero, oggi è l'ultimo di marzo, ti salutiamo John che ci scrive da New York. E poi ancora Maurizio Tuminia che dice: buongiorno, io compro siciliano, ciao a tutti, e salutiamo anche lui. Ancora Vito De Cancio, Vito! dice: grandi Daniele e Claudia, professionisti bravissimi e con tanta voglia di fare. E mi sa che anche lui è un professionista bravissimo. Ciao Vito! Abbiamo anche avuto il piacere di collaborare insieme a lui, di fare le cose qualche tempo fa, in altri contesti, però grande voce, grande persona e soprattutto grandissimo divertimento. Ciao Vito! Davide Morici, uno dei nostri boss, dice: bravissimi Claudia e Daniele, professionisti doc, presto faremo danzare i monumenti siciliani con la forza dello swing. Qui c'è qualche spoilerino. Francesco Nacci che dice: che bello la danza, bravissimi, state facendo venire voglia a tutti. Licio Randazzo che dice: ciao maestri, speriamo di ricominciare presto, un abbraccio. Ciao Licio.
facendo venire voglia a tutti di tornare a ballare, anche Tito Puleri vi fa i complimenti, insomma qua tutti hanno voglia di muoversi, hanno voglia di stare in mezzo alla gente, di andare a ritmo e lasciarsi andare, anche chi ci scrive in tedesco che io non so leggere, quindi saluto Ignazio e Guten Tag. Presto poi a Sicily on Air, Davide, mi sembra un'ottima idea, dovevo dirlo anche a Vincenzo Canzone, così apriamo un po' swing questo appuntamento del giovedì sera. Esatto. Dai, la location potrebbe essere anche più congeniale per ballarcela un po'. Roberta Alessandra che vi saluta, quindi ovviamente i vostri allievi stanno approfittando anche di questo momento, mi sa. Sì. Sì, Roberta Nostalgia. è parte poi del nostro staff, perché noi abbiamo anche lo staff tecnico. Quindi una bella squadra, una bella famiglia che noi vogliamo vedere al lavoro al 100% al più presto. L'importante è che state mantenendo la vostra energia, il vostro sorriso e che appena si aprirà questo varco tornerete a regalare tutta quella che è la vostra conoscenza ai vostri allievi e che tutto questo swing possa invadere Palermo e tutta la Sicilia. Ce lo auguriamo, sì. Guarda. Tu prima dicevi che è una piccola spoilerata il fatto di Davide, sì? Che scriveva con Davide, non tutti sanno che, ma praticamente tutti, insomma chi ci segue lo sa, abbiamo insieme a Davide organizzato l'ultima edizione del Palermo Swing Festival, che era già la terza edizione di un festival internazionale di musica e danze swing della città di Palermo. Parlando di spoiler, in realtà noi ogni mese siamo già pronti sia a spoilerare ma pronti a ripartire, e poi abbiamo sempre un po' la notizia che dobbiamo attendere. Ora proprio in ultimo ci auguravamo dopo Pasqua magari di poter già riprendere anche delicatamente, ecco, utilizziamo questo termine, le attività, però ovviamente nemmeno il tempo di poterci riorganizzare, di poter anche muovere degli accordi, perché ora sembra facile che uno si alza la mattina e organizza una lezione. Ovviamente non è così semplice. Noi a monte prepariamo un lavoro, prepariamo anche degli accordi che siano congeniali in mezzo a tutte le regole che dobbiamo seguire. Un po' di sconforto, un po' di frustrazione, se proprio la dobbiamo dire tutta, la percepiamo quando mettiamo in piedi un piccolo castello, una piccola torre per ricominciare immediatamente nell'arco di 24-48 ore dobbiamo immediatamente ritrattare e fare dei passi indietro, quindi forse questo è un appello che vale per tutti i settori, sia per il settore della cultura, sia per il settore, immagino, quello della ristorazione, della ricettività, in tutti i settori. Penso che l'appello che arriva a gran voce, mi permetto di dirlo perché intervisto un sacco di gente di giorno, è quello che chi decide possa dare un piano di programmazione, perché dire domani apri serve a nulla, perché qualunque tipo di attività ha bisogno di una pianificazione, di un'organizzazione. Quindi, ok, diamo un piano, diciamo se le cose andranno bene, controlliamo i dati ed eventualmente in tale data potremmo pensare di ripartire. La gente segue e man mano può capire, diamo delle opzioni, diamo delle situazioni che possono essere dei punti di riferimento, perché la conferenza stampa del venerdì sera per il lunedì mattina, o ancora peggio della domenica sera per il lunedì mattina, purtroppo non mette nelle condizioni nessuno di fare bene il proprio lavoro. Siamo in ritardissimo, ma ci piaceva questa cosa di ballare, quindi ce la siamo goduto un po' di più. Quindi grazie Claudia Funaro, grazie Daniele Savarino per essere stato con noi, grazie Swing and Shot per tutto quello che avete fatto e per quello che tornerete a fare presto. Grazie. Ciao ragazzi. E noi così siamo arrivati alla fine anche quest'oggi, ci ritroviamo domani con un altro appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ciao!